Ben ritrovati a Mesede che si tache. Anche oggi facciamo cucina friulana, sempre con un ospite. Anche oggi abbiamo una giovane donna assieme a noi. Vi faccio vedere subito gli ingredienti. Lei è vegetariana, le faremo dei fagottini squisiti. Ci sono delle patate, un po' di burro, dei funghi trifolati, farina, olio, pepe, un po' di ricotta, sale e del frigo croccante sbriciolato. Ci vediamo tra poco. Come prima cosa abbiamo lessato le patate perché faremo la pasta con le patate, la farina e un pizzico di sale. Quindi ci organizziamo a sbucciarle e le faremo cadere direttamente qui sulla spianatoia. Vanno sbucciate caldine, così si sbucciano più velocemente. Così. Questa ricetta che facciamo oggi è particolarmente ricca di gusto e anche di territorio ed è proprio il classico esempio di come con pochi prodotti si possono fare dei piatti proprio buoni, belli, all'altezza proprio di poter anche essere presentati nei ristoranti, perché abbiamo le patate, sto parlando di 2 patate per 4 persone, i funghi che possiamo raccoglierli tranquillamente nel bosco e la ricotta che una volta veniva fatta in tutte le case perché nella maggior parte delle famiglie c'era la mucca e la stalla. Ora un pochino meno, ma sicuramente è un ingrediente considerato povero. Mentre chiacchieravo ho sbucciato le patate, mi faccio un po' di spazio, così, e vado a schiacciare direttamente le patate sulla spianatoia. Ecco fatto. Aggiungo un pizzichino di sale, così, e cominciamo ad aggiungere farina a manciatine, in modo che via via che impastiamo aggiungiamo solo quella che serve. Questo impasto che sto facendo è proprio la pasta classica che si fa per fare i charsons. Oggi gli daremo una forma un po' differente, ne faremo un fagottino, un fiorellino, poi lo vediamo assieme, dategli il nome che più vi piace e lo riempiamo con appunto funghi e ricotta. Come tutte le ricette che vi sto presentando è un piatto che si fa in maniera abbastanza veloce e questa sfoglia vedrete che è proprio una sfoglia semplice, basta poi stenderla con il mattarello a spessore abbastanza sottile e farcirla. Eccoci, l'impasto è sodo, ne formiamo una pallina e lo lasciamo riposare mentre prepariamo il ripieno. A questo punto prendiamo una ciotola, ci versiamo i funghi trifolati. Io oggi sto usando un misto di funghi e sono stati trifolati nella maniera tradizionale, quindi con dell'olio, un po' d'aglio e un pizzico di prezzemolo, sale e pepe. Quindi mettiamo i funghi, aggiungiamo la ricotta, diamo una mescolata energica, un goccio d'olio, un po' di pepe e il solito pizzico di sale.
A chi piace questo composto si può aggiungere tranquillamente della noce moscata, per esempio, anche un pizzico di piccante, un po' di peperoncino o anche un po' di paprika piccante, ci sta molto bene. Io oggi li faccio piuttosto delicati. Come tutte le paste ripiene sono belle, sono scenografiche e sono anche estremamente facili da fare. Adesso riprendiamo il panetto che avevamo preparato prima, infariniamo leggermente il piano, così, una infarinatina per parte e lo stendiamo con il mattarello. Quindi stendiamo una sfoglia abbastanza sottile da farne dei fagottini, così. Qui siamo a uno spessore già buono. Li tagliamo col mio solito coppapasta. E all'interno di ogni cerchietto mettiamo un po' di ripieno. Una volta appoggiato il ripieno all'interno di ogni cerchietto, con l'aiuto del pennellino e un goccio d'acqua, bagniamo i bordi per sigillarli e chiuderli. Così. E poi i due lati. Essendo pasta fatta di patate, è estremamente modellabile, quindi potete fare i fagottini quadrati, potete fare anche i raviolini a mezzaluna, come preferite. Ovviamente se siete in difficoltà o se non vi piace farlo a 4 così, si può fare la classica forma a tricorno chiudendo metà, così, alzando poi il terzo lembo al centro e ritorniamo al cappellino di prete classico. Una volta pronti non ci resta che tuffarli in acqua bollente salata, sempre a bollore dolce in modo che non si aprano durante la cottura. Li lasciamo cuocere 6-7 minuti, poi li condiremo con del burro fuso e con del frigo croccante semplicemente sbriciolato sopra. Potete condirlo chiaramente anche con un sugo di funghi, un sugo di selvaggina o anche del semplice burro e salvia. Sono comunque ottimi. Una prima porzione è pronta, andiamo a cuocerli. Mentre i fagottini finiscono di cuocere, sono già a galla, li lasciamo lì ancora 3-4 minuti. Fondiamo il burro che poi ci servirà da condimento. Una volta che il burro è fuso e ha questo colore tendente al nocciola, raccogliamo i nostri fagottini dall'acqua e li versiamo direttamente in padella. Una spadellata veloce, adesso li disponiamo nel piatto, così. Una volta disposti nel piatto li condiamo con un goccino di burro, così. E come tocco finale una sbriciolatina di frigo croccante.
Per preparare i charsons con ricotta e funghi ci serviranno 250 g di patate, circa 250 g di farina, del sale grosso, 250 g di funghi, ricotta, burro, prezzemolo, sale e pepe e del frigo croccante per la finitura. Piatto pronto, è arrivata la nostra ospite. Oggi abbiamo con noi una giovane donna che in pieno lockdown ha fatto partire un'attività su cui ovviamente di cui lei era già appassionata chiaramente. Ce lo facciamo raccontare da lei perché è arrivata Sara Passantino da Tavagnacco, Sì. quindi Udine Nord. Sara, benvenuta. Grazie a te dell'invito, è stata veramente una bella sorpresa anche ritrovarti. Ottimo, grazie. La sorpresa sarà per noi, ascoltandoti chiaramente, perché tu facevi un altro lavoro, ti sei trovata in cassa integrazione, dico bene, Sì, e hai cominciato facendo dei video di fitness sui social. sì, esatto. Raccontaci tutta la storia. Esatto. Niente, sappiamo, no, com'è andato un po' il 2020. Diciamo, dove lavoravo è stata una delle attività che ha chiuso per ultime e quindi ho fatto 3 settimane di cassa integrazione, però fin da subito, prima ancora di entrare in cassa integrazione, quando ho sentito questa pandemia, questo virus, di stare chiusi in casa, per me è stato qualcosa un po' di surreale, però siccome ho un po' questo carattere che dietro gli ostacoli vedo un po' sempre le opportunità, ho detto no, qua la gente ha detto bisogna tirarla su, bisogna cercare di stare alti con l'umore, non farsi prendere dal panico, anche perché poi la paura attacca i polmoni, quindi poi il virus sappiamo dove agiva, quindi. E quindi ho detto, ma e se io tornassi, ho detto, a fare Zumba, a fare balli, perché insegnavo ai tempi, poi avevo mollato perché appunto avevo trovato questo lavoro da impiegata che mi portava via 9 ore al giorno, quindi era impossibile per me portare un po' avanti tutto. E quindi ho detto nei weekend, ho detto perché non provare a portare un po' di allegria alle persone, provare a distrarli, provare a portare buon umore. E quindi su Facebook mi sono lanciata a fare queste dirette che non avevo mai fatto. Per me, cioè, entrare in telecamera quella volta era una cosa assurda perché avevo paura di leggere in chiesa io quando ero bambina, quindi, quindi puoi solo immaginare, però mi spingeva questa cosa di fare del bene alle persone e quindi mi sono lanciata a fare queste dirette di ballo, passi base, coreografie semplici e via così. Beh, la semplicità e la passione, se sono alle basi di quello che facciamo, veramente sono un motore potente. E un altro motore potente che tu hai utilizzato benissimo è quello di portare buon umore, benessere, un sorriso, in un momento in cui in effetti eravamo chi più chi meno, piuttosto spaventati. Ci sono stati tanti casi di persone che sono cadute anche in depressione. Sappiamo che il movimento e il respiro aiutano moltissimo in casi di ansia, depressione, quindi sei anche un aiuto in questo senso per le persone. Come è cresciuto poi questo tuo progetto? Quindi hai detto i primi video in diretta, poi? Sì, i primi video in diretta, poi diciamo così il mercato è diventato si è un po' saturato perché poi ovviamente la cosa andava avanti e quindi tanti istruttori, tante palestre si sono ingegnate a fare appunto le dirette online. Credo forse di essere stata una delle prime perché mi ricordo che era il 14 di marzo, quindi proprio a 4 giorni dall'inizio della reclusione. E quindi poi è arrivata la cassa integrazione e lì ho detto, boh, adesso dedico un attimo il tempo a me e siccome io vengo dallo sport da che ero piccolina, perché corro veramente da che avevo 8 anni, quindi ho sempre fatto movimento. Poi nel 2018 ho iniziato a fare yoga e nel 2019, dopo un infortunio, ho iniziato a preparare una mezza maratona e da lì, diciamo così, è nato un po' il tutto, perché ho ripreso ad allenarmi, però vedevo che il respiro dello yoga mi stava aiutando anche a livello di umore, anche di ascoltarmi su che tipo di allenamento fare, perché mi stavo preparando questa mezza maratona, ma da sola.
E quindi poi nel 2020 ho messo insieme, quando era in cassa integrazione con l'Adamo, ho messo insieme un po' tutte le cose. Quindi lo sport, il movimento, il respiro dello yoga che mi stava aiutando in quel momento della mezza maratona a tirare fuori anche mie potenzialità, e lì ho unito insieme un po' in questo progetto di movimento e respiro, ho studiato delle tecniche particolari e l'ho portato avanti e lo sto portando avanti adesso in questo momento, anche tramite una scuola di formazione che sto frequentando, quindi... Sei ancora l'impiegata, Sara? No. Dai, c'è stata non più. Questo per dire che c'è stata una rivoluzione veramente importante durante questa reclusione obbligata collettiva e ognuno di noi ha avuto modo proprio di esplodere nelle proprie passioni. Tu adesso hai parlato di respiro, mi fai venire in mente in e out. Esatto. Ci racconti anche di in e out? In e Out è la mia pagina Facebook, che poi ho integrato il titolo portando anche un pezzo in italiano perché siamo in Italia, e quindi l'ho chiamata In and Out, il respiro che muove, proprio partendo da questo mio progetto. E il respiro è quello che voglio portare alle persone, diciamo così, proprio il respiro come strumento, quindi non come cosa automatica che facciamo tutti ogni giorno, perché appunto siamo vivi, no? Ci guardiamo, ci alziamo e non ci pensiamo, e invece è uno strumento che ci dà veramente tantissime cose, proprio a livello di potere personale, a livello di umore, a livello di potenzialità, anche solo vedere appunto delle opportunità dietro agli ostacoli, no? Come è successo. E quindi in e out, inspira, espira. In entra dentro di te, out esci, no, poi fuori. Verso fuori, quindi Esatto. sia come respiro nel senso di così prendere aria, ma anche come buttarsi fuori come persona, intendi tu? Bravissimo, bravissimo. A proposito di fuori, fai corsi all'aperto? Sì, sì. Una volta insegnavo in palestra, appunto, poi ho fatto l'impiegata, poi ho deciso di portare tutto all'esterno. Ancora prima avevo in mente questa cosa, prima che arrivasse il Covid, e poi questa cosa ovviamente è diventata più potente in me, no? E quindi faccio tutto all'esterno, quindi movimento nella natura, che è il più grande supporto che noi abbiamo, no? È la nostra più grande risorsa, e quindi insieme al respiro muoversi col respiro nella natura e unire il tutto veramente ti può far scoprire potenzialità, risposte. Noi abbiamo tutto dentro, no? Invece siamo abituati a cercare sempre fuori. E invece noi abbiamo tutte le risposte dentro. Nel momento in cui inspiri, tu trovi le risposte. C'è un detto samurai che dice: una decisione andrebbe presa nell'arco di 7 respiri. Ok. Perché? Perché il respiro zittisce la mente, ti porta dentro, dopodiché puoi uscire all'esterno con quello che tu hai e quello che tu sei, nell'autenticità, no, di te. E proporti al mondo e soprattutto riproporti a te stessa, perché Bravissima. nell'arco della vita subiamo dei condizionamenti sociali, dai media o dagli amici, dai parenti, che magari un po' intrappolano la nostra vera essenza. Invece con queste tecniche che tu insegni adesso c'è modo di riscoprirsi Brava. e farsi riscoprire anche dal mondo di fuori. Chi sono le persone che si rivolgono a te? Hai una fascia d'età oppure raccontaci. Allora, principalmente sono adulti, quindi persone che hanno voglia di tornare alla natura, persone che hanno voglia di riscoprirsi, persone che hanno voglia di risolvere magari determinati disagi, li chiamiamo così, no? Come può essere l'ansia, come può essere la depressione, intesa come tristezza, chi ha bisogno magari di concentrarsi, di ritrovare un po' le energie, quindi persone un po' tutti, un po' Siamo persone donne? sì, 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 sì. Bene. Sì, sì. Però so che dopo, quando noi ci saluteremo, andrai a lavorare con dei bambini? Sì, insegno atletica ai bambini, e in più anche facciamo delle attività di sport all'aria aperta, proprio come l'altro ieri eravamo al Parco del Cormor con 35 bambini, proprio in libertà, e può essere fatto anche con i bambini, questo sì, è uno dei miei progetti futuri, questo sì. Lavori ancora da sola?
Nel senso, questo progetto lo stai portando avanti da sola? Hai qualche amico, amica, partner, non so, con cui collabori? Sì, c'è un ragazzo con cui collaboro, con cui facciamo degli eventi al Parco delle Risorgive a Codroipo. E ci organizziamo questi incontri una volta al mese, appunto anche a tema, dove questo ragazzo appunto parla di alimentazione e integrazione nutrizionale naturale, perché appunto il corpo riconosce quello che viene dalla natura e quindi riconosce quello che è il respiro, ma riconosce anche quello che viene dalla natura e quindi lui parla di questo. Difatti si lega anche sicuramente ai tuoi ingredienti, sicuramente le cose si legano tutte. E poi io invece parlo di movimento e respiro, quindi parliamo di benessere, diciamo così, a 360 gradi, che parte dall'alimentazione, ma parte anche dal respiro e parte dal movimento. Io dico sempre, il respiro può anche farti capire cosa hai bisogno di mangiare in quel momento. O può farti fare, diciamo così, il classico sgarro, no? Che magari viene fatto e dopo ti senti in colpa, parte la mente. Invece il respiro ti ferma e ti fa capire se, per adesso per esempio, io faccio sempre l'esempio del biscotto, no? Sì. Dici, sei la sera che vuoi il biscotto, così, ma quel biscotto perché lo vuoi mangiare? Io dico respira, fermati, no? Quindi fai un bel respiro, espiri e capisci in quel momento, magari 2 o 3, con un respiro proprio profondo, capisci se con quel respiro, se quel biscotto lo mangi per noia, lo mangi per fame nervosa o proprio perché hai in quel momento voglia e bisogno di un biscotto. Allora ecco lì che magari il senso di colpa sparisce. Questo magari è un concetto un po' così, però Sì, detto a me è un concetto che dovrei fare questa esperienza perché io credo che al quarto respiro sto già spadellando un frico con le patate, quindi temo, temo queste tecniche. No, scherzo, in realtà è no, però veramente apprezzabile il fatto di riportare l'essere umano ad essere umano, nel senso non sono come frase così un po' filosofica, no, di essere così, ma perché il nostro corpo è fatto per muoversi, per camminare, non sicuramente per stare seduto su una sedia che ci uccide la schiena, è peggio dei tacchi, brava, vero? bravissima, bravissima. Infatti, quando facciamo questi incontri, poi dico sempre, no? Lasciare che il corpo sia, non che la mente voglia fare, ma che il corpo sia. E quindi nelle pratiche poi che insegno, camminata dell'attenzione, camminata abbinata al respiro, appunto, e a determinati mantra fatti con le dita. E quindi Per i circoli energetici, anche ok? anche, sì, 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 è un tipo di camminata che usa i passi, i segmenti di respiro e proprio dei mantra fatti con le dita in cui appunto tu reciti dei mantra mentalmente o sussurrati, però allo stesso tempo tu massaggi gli organi interni, perché nelle dita arrivano, diciamo così, i meridiani, no? Che sono i canali energetici appunto che stavi dicendo, che stavi Tu hai parlando. parlato di ansia, depressione, presumo che si possa mettere in questo calderone anche stress. Sì, Ecco, sono assolutamente. convinta che ci siano molte persone che hanno bisogno di una guida così naturale per fare anche delle camminate all'aria aperta o delle attività motorie all'aria aperta, non necessariamente tecnica, voglio dire, come posso dire, in una palestra dove devi, non so, tonificare piuttosto che dimagrire, ma semplicemente fare delle attività. Le persone di Udine Nord e zona, sicuramente anche lì c'è qualcuno che ha bisogno di questo. Mi piacerebbe che passassimo ai telespettatori i tuoi contatti, non so, la pagina Facebook hai detto che si chiama, In e out, il respiro che muove, sì. oppure ti trovano anche come Sara Passantino, credo. Sì, Sì. sì, 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 sì. Quindi C'è anche il mio sito, comunque nella pagina Facebook c'è anche sì, il mio sito perché ho fatto un sito su dai, queste il cose. sito si chiama Sì. Sara Passantino. Sara Sì, 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 su Passantino. WordPress. Sì, 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 Perfetto, quindi esatto. ecco, chi ha piacere di sbloccare un po' l'ansia, le tensioni e trovare magari una compagnia, perché Sì, tante persone sono sole e magari sì, non escono a esatto, camminare perché sono sole, e esatto. quindi possono trovare in te tutti questi strumenti che metti a disposizione, Sì, ritrovare in loro, in loro. a ritrovare in Sì, loro sì. Io stessi. dico, io fornisco gli strumenti, no? Però poi la chiave della porta, io fornisco la chiave, no? Poi la chiave della porta la devono girare loro per aprire la porta, no? Sono strumenti che abbiamo tutti
all'interno. Questa secondo me è la cosa fantastica, solo muovendosi in natura, quindi riscoprire un contatto che comunque in ognuno di noi, si tratta solo di riscoprirlo. Ritrovarci. Sì, esatto. Bene, tu hai parlato di natura, mi hai fatto venire in mente che sei vegetariana Sì, e quindi mi hai fatto venire in mente che ti ho preparato un piattino vegetariano. fantastico. Lo assaggiamo? Sì, volentieri. Pronti? Volentieri. Ecco qui Sara, ti ho preparato dei fagottini, tutto quello che vedi navigare è burro, quindi organizzati tu. Oh, sarà contento il mio collega che parla di alimentazione, che Perfetto. vedrà tutto questo burro. Vabbè, per questione anche di telecamere abbiamo dovuto mettere Sì. tanto burro. Va bene, va Comunque. bene. Sono a digiuno, quindi va benissimo. Perfetto. Allora, la sfoglia esterna è fatta con patate e farina. All'interno troverai un ripieno di ricotta, funghi misti trifolati e, se mi lasci, ti metto sopra un croccantino di frico sbriciolato. Super. Vado? Super, sì, 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 sì. Ecco qua. Ci andiamo a nozze con queste cose. Sai, gli chef dicono che nel piatto bisogna trovare un po' di equilibrio tra morbidezza e croccantezza, quindi con questo frico croccante penso che ci siamo. Non scottarti, Ottimo. sei pronta all'assaggio? Pronti? Vai. Grazie. Sara sta ancora masticando, però ha fatto così, quindi da quello che ho capito sta andando molto bene. Molto buono. Il croccante sopra, fantastico. Ci sta. Sì, molto molto buono. Quindi Sara ha apprezzato questo morbido croccante. Io vi saluto, lascio che Sara continui appunto il suo piattino. Grazie, molto, molto buono, lo ribadisco perché è veramente molto buono, ci sta questo equilibrio di morbido e croccante. E che dire, io vi aspetto a camminare, a respirare per riscoprire quella parte di voi che per troppo tempo resta nascosta dentro, quindi la portiamo fuori, in e out. In e out, quindi per tutti, da oggi sarà anche il mio motto, in e out, inspira, espira. Vi saluto per questa sera, ci vediamo la prossima settimana, come al solito sabato sera alle 8:30. Maman e tenissi conto.